Terzo tentativo. Cavalli ovviamente più nervosi, c'è una rottura in mezzo al gruppo. Vediamo intanto, questa partenza sembra valida. Macchina che accelera e lancia i concorrenti partiti. Si avvantaggia subito Cinic Daghi, mentre sbaglia il favorito Numero Calypso 1, SBF. Calypso Cometa SBF, LL passa a condurre però squalificato. in 100 metri. Velocissima Cometa LL a conquistare il comando nei confronti di Cinic Daghi. Poi vediamo più indietro, ci sembra Cazzaniga Light. Il resto dei concorrenti a seguire, tutti in rigorosa fila indiana dopo 300 metri di gara. 15 per i primi 200, Cometa LL, ancora Matteo Zaccherini a fare l'andatura, seconda posizione per Cinic Daghi, poi c'è Carat in terza posizione. Avanza intanto all'esterno il numero 7, Cest France. Cest France raggiunge Cinic Daghi in seconda posizione, ha superato Carat, cerca di avvicinare Cometa LL che continua a guidare dopo un bel lancio veloce che l'ha portata a condurre in 100 metri esatti. E ora 47,5 per i 600, cerca di moderare l'andatura Matteo Zaccherini. All'esterno comunque si impegna anche Carinissima LP che segue direttamente le mosse di Cest France. 1-2-1, il passaggio agli 800 con Cometa in controllo. Seconda posizione per Cinic Daghi lungo la corda, sbaglia anche Carinissima OP e viene squalificata. Numero 11, Carinissima Tanto OP, 1.17.3 il passaggio ai 1000 metri. E c'è l'attacco deciso di Cest France che a 400 dalla conclusione mette in difficoltà Cometa LL che cerca di riprendersi con il sopraggiungere della curva. Scatta anche Carat. Carat deciso in terza ruota insieme anche a Crisalide Mo. Tutto da decidere al completamento della piegata, cerca di inserirsi anche il numero 9 Codigal in retta d'arrivo. È in vantaggio nel finale Carat che viene a vincere a grossa quota. Secondo posto per il numero 2 Cinic Daghi e al terzo chiude Crisalide Mo. 1.17.1 con 31,2 a chiudere, la vince Carat. Vincenzo Vitaliano in sediolo per conto di Andrea Vitaliano. A sorpresa, quota davvero molto molto alta, 26 a quota fissa, 22 al totalizzatore per Carat. Corsa naturalmente condizionata anche dalle 3 partenze, ma comunque Carat non ruba nulla, vince nettamente sul traguardo, si impone facile con Vincenzo Vitaliano in sediolo e conquista la prima vittoria in carriera.